È il sogno di molti, restare chiuso nel negozio di notte. No dai, a parte gli scherzi, sono venuto a vedere la presentazione della Carso Trail 2024 e a fare un giro in negozio e stavo puntando lei. A parte questo cambio un po' di staff, che ovviamente ci ha dato comunque un po' di linfa in più, ma abbiamo pensato, e in realtà i dati ci stanno dando ragione, che eravamo maturi per proporre qualcosa in più. C'è un po' la tendenza, perché come vi ho detto noi facciamo parte di un circuito nazionale e vediamo che tanti hanno l'idea di proporre all'interno di un evento varie possibilità. Noi eravamo abbastanza sempre sulla nostra linea, facciamo il trail, lo facciamo, però in maniera probabilmente implicita l'anno scorso, e poi siamo stati in realtà premiati, volevamo buttarci un po' più verso il gravel, quindi la traccia più scorrevole, meno single track, più veloce. Qualcuno alla fine ci ha detto sì, però non è più il trail di una volta. Una volta a me piaceva spingere la bici, a me piaceva il single track. Non accontenteremo mai tutti, perché qualcuno il primo anno ci aveva detto ma perché ci mandate fino a Grado su quel drittone infinito? Il tedesco invece mi ha detto che bella Grado, yeah! Ok, quindi in realtà non saremo mai tutti felici, però in realtà abbiamo riflettuto sul fatto che vorremmo ritornare un passo indietro, quindi siamo sempre pronti un po' a farci un esame di coscienza. Il passo indietro è la classica, ovvero abbiamo detto ok il turismo, ok Trieste, qualche anno la dobbiamo mettere a Trieste perché è una città spettacolare, io ci vivo da 46 anni, quello che non c'è mai venuto ha diritto di vedersi Trieste di notte in Piazza Unità in bici, secondo me è un orgasmo, nel senso togliamo uno, mettiamo un altro, però certi must have li mettiamo quasi sempre. Per esempio quest'anno non ci sarà la Via della Salvia, che c'è stata sempre perché per noi è un biglietto da visita bellissimo, ma ve la farete un'altra volta. Insomma, quest'anno entriamo nell'entroterra del Carso Triestino, più bello, guidato, forse, però comunque con scorci panoramici che non avevo mai visto. In realtà vedi comunque il mare, ma se sei un po' più nell'entroterra. E ovviamente cerchiamo di dare il meglio, il condensato migliore del nostro territorio su una distanza di 320 km per 6.000 metri di dislivello. Tanti ovviamente l'anno prima hanno detto facciamo una traccia un po' più grave, no, torniamo indietro, facciamo un trail, ma prepariamo anche qualcosa di scorrevole per chi vuole chiuderla in 2 giorni, chiuderla in giornata, chi vuole venire con la gravelina, e quindi abbiamo disegnato una traccia veloce che comunque non è da sottovalutare perché l'ho provata in giornata fino a Czerniwerk, sono comunque 120 con 2000 passi di dislivello solo nella prima metà, con una salita dura all'inizio che ti porta fino a Ceppo ma ne oltre, però è assolutamente fattibile con una bici gravel, c'hai molto asfalto, tutto su strade molto secondarie e sicure, su ciclabili, e il gravel assolutamente da bici gravel, quindi non servire alla front. È una traccia dedicata proprio a chi vuole provare un'esperienza più veloce. Per esempio, non so, il nostro amico Alessandro si sposa la settimana dopo, ha detto il Carso Trail da 300 km non posso farlo, vengo là, sparo il colpo in giornata e torno a casa. Insomma, colpo nel senso non il matrimonio. Ma abbiamo voluto ancora un po' metterci in gioco, e quindi la scommessa in realtà, a parte triplicare gli eventi, è proprio buttare un adventure, ovvero dite già andare col GPS a 300 km nella foresta con gli orsi è già un'avventura, insomma, sì, ok, ma abbiamo voluto provare a scommettere ancora di più. Non so chi conosce la modalità per esempio della Transcontinental Race, 3500 di dislivello, traccia molto scorrevole, ghiaia, strade secondarie, tutto pedalabile. Il percorso sarà anche quest'anno in senso orario, quindi si parte da Re di Puglia per entrambe e si ritorna a Re di Puglia in senso orario. Abbiamo cercato di disegnare un cane, non so se si vede. Sì, ok, grazie, perché a noi non interessa che la traccia sia bella, ma che vengano belle figure quando disegniamo il percorso. Approfitto di questo girettino in mountain bike in pausa pranzo per prendere un po' d'aria in una delle poche giornate non piovose di questo periodo, mentre cerco di recuperare un po' di condizione per salutarvi
Fatemi sapere se qualcuno di voi ha già partecipato oppure parteciperà alla Carso Trail di quest'anno. È una cosa che mi piacerebbe fare perché è un evento interessante, bello anche per chi come me è della zona, perché sicuramente ti permette di scoprire posti nuovi e anche un po' per mettermi alla prova con distanze un po' più lunghe e ritmo più blando su una gravel. Oltre ad essere vicino a casa, poi mi fa piacere partecipare per Patrick e Marco, che sono gli organizzatori, che so che organizzano un evento che è abbastanza una chicca, anche se non sono esperto del mondo gravel e del mondo trail. Si sa, più di qualcuno mi ha parlato della Carso Trail essendo venuto a pedalare sul percorso da fuori, quindi bisogna provare, dai. Quindi credo che punterò alla distanza più corta, la fast. Fatemi sapere appunto se avete qualsiasi consiglio o domanda, scrivete un commento qua sotto, se ci sarete ci vediamo lì e se no ci vediamo al prossimo video.